Ecco, siamo agli ultimi scampoli di diretta. Abbiamo cominciato questa edizione straordinaria alle 9:25 questa mattina, 6 ore e mezza di Camera di Consiglio, da pochi minuti pronunciata la sentenza nei confronti di Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Ergastolo per Filippo Turetta, anche se un paio di aggravanti non sono state riconosciute dalla Corte d'Assise. Vedremo se questo avrà in qualche modo anche un'influenza, un eventuale appello da parte della difesa. Vedo che l'avvocato Fabio Crea, che mi ha accompagnato in questa ultima parte di diretta, fa sì con la testa, magari può avere un valore. No, penso che sarà la procura ad appellare anche per l'esclusione di queste aggravanti. Prevedo questa impugnazione, per cui ci potrebbe essere, oltre a quella della difesa, anche questo risvolto. Allora, di nuovo grazie a Cristian Arboit, Ilaria Marchiori, Simone Merlo, Sandro Ponchio, che hanno fatto davvero un super lavoro oggi dal Tribunale di Venezia. Non era facile per tanti motivi e anche per il grandissimo numero di giornalisti e operatori che erano presenti lì. Grazie a Fabio Crea per essere stato con noi, per la disponibilità. Grazie. Fabio Crea, io ve lo già annuncio che rivedrete in realtà a Ring questa sera, ma in altra veste, vero avvocato? Si parlerà di politica dalle 21, ma poi dalle 22:20 si tornerà a parlare di questo processo che ha avuto per questo primo grado il suo epilogo oggi con la condanna all'ergastolo per Filippo Turetta. Ne parleranno Ilaria Marchiori, la nostra collega naturalmente, che è stata a Venezia oggi, che ha seguito dall'inizio questa vicenda, Mirko Casteller, psicoterapeuta, e l'avvocato Maurizio Paniz. Grazie a Francesco Cerone ed Alberto Pivetta in regia. Vi rimando ai telegiornali di questa sera e vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio.